Operazione della Guardia di Finanza per il contrasto ai traffici illeciti, sequestrati centinaia di capi d'abbigliamento ed accessori contraffatti in 3 distinte operazioni tra Arzignano e Vicenza. A finire nelle maglie degli uomini della Fiamme Gialle un cittadino extracomunitario notato che si aggirava per il centro di Arzignano con un grosso zaino, al suo interno capi recanti marchi contraffatti di note e case di moda. Nell'abitazione dell'immigrato sono stati poi trovati nascosti oltre un centinaio di articoli con applicati oltre 200 marchi e etichette risultanti sempre contraffatti. Sempre nella città del Grifo, la Guardia di Finanza in una stazione di servizio ha invece controllato l'auto di un soggetto, trovandovi nel sedile posteriore stipati in borse di plastica, anche qui numerosi capi d'abbigliamento di note griffe di moda, ma falsi, 60 i pezzi falsificati sequestrati per un totale di 240 marchi. A Vicenza invece i controlli si sono concentrati all'interno di un esercizio commerciale, sono stati trovati oltre 100 articoli di moda, scarpe e cappellini risultati con loghi e marchi ed etichette falsi. L'approfondita poi perquisizione portava al rinvenimento di oltre 800 articoli di vario genere non conformi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti. Il tutto è stato posto sotto sequestro e i 3 denunciati per commercio di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione.